quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Senza fili che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Arriva il momento di conoscere l'ospite di questa sera, direttamente dall'America, un grande percussionista. Signori e signori, con noi Mr. John Caciop! Giovanni Cacioppo. Giovanni Cacioppo, Giovanni Cacioppo. Andele colorissimi! Questa sera con noi Giovanni Cacioppo! Grande Giovanni, come stai? Mamma mia che gioia! Vieni da questa parte, gira da questa parte, è un grande onore per noi avere questa sera. Finto, è tutto finto. Sì, è tutto finto, è tutto assolutamente finto. Dico, io mi aspetto di presentare un grande attore, un comico, un cabarettista. Come? Mi vergogno. No, che ti vergogni? Sì, fai il tronista. Dica, e fai anche il percussionista. Il ritronista, non so fare niente veramente, né il tronista né il percussionista, però se c'è rubare, insomma, mi arrangio. Non è così, perché tu hai dato immediatamente questa immagine del siciliano che non vuole lavorare, che vuole rubare. Non è così. Perché ho sempre sostenuto questa cosa, poi c'ho dei motivi per essere convinto di quello che dico. Poi non tutti siamo così, la maggior parte sì, ma non tutti. Secondo te lui sa suonare? Assolutamente no, il maestro sì. no. Però la cantante sa cantare. Ma insomma, non solo. finora non ho detto niente, poi. Allora Giovanni, grazie innanzitutto per aver accolto il nostro Grazie a voi invito. per avermi invitato. Questa sera a bordo dell'astronave. Allora, è vero questa cosa che un siciliano per fare successo deve per forza andarsene? No, si può fare successo pure a casa. E come? È solo che gli altri non se ne accorgono. Ecco, nel tuo caso cosa è successo? Ma nel mio caso è stato un incidente, perché io ero sereno, facevo il geometra, poi una sera mi imbriacaio. Letteralmente, sei imbriacato. Letteralmente, come dice il mio caro amico Paolo Rossi, è un attore che usa il metodo Johnny Walker. Ecco, vedi proprio. C'è anche il Jack Daniels volendo come metodo. Per dare un'idea, poi ognuno ha la sua marca preferita. Ecco, e da questa imbriacatura che è arrivato? Da questa imbriacatura c'era un locale a Gela dove ho fatto una serata improvvisata, mi sono messo a scherzare, la cosa è piaciuta, poi passata la sbornia mi è toccato scrivere, ci ho preso gusto, ho cominciato a preparare un po' di testi, un po' di cose, un po' all'inizio in modo timido così, poi piano piano... Senti, e all'inizio le due attività, geometra e attore, come andavano? C'è stato un momento che condividevo le due attività, insomma facevo un po' fatica, perché non sapevo se far ridere la gente in studio oppure se andavo a fare le serate e la gente mi chiedeva dell'accatastamento, della burocrazia, era inconciliabile. Poi ho cominciato a lavorare fuori, ho fatto un concorso a Bologna, a Zanzara d'Oro, ho cominciato a fare serate al nord Italia, insomma praticamente 2 o 3 giorni alla settimana io stavo al nord Italia, quindi cominciavo a trascurare quello che erano gli impegni professionali. E allora hai deciso di fare l'attore comico? O sto di qua o sto di là, non si possono fare tutte e due cose. Io ho scelto di stare là, che era più divertente. Senti, oggi ovviamente non vivi più in Sicilia, però io so che torni sempre con grande amore nella tua terra, spesso, sono sempre per molto prenderci legato. in giro, per dirci che siamo sfaticati. Ma mi prendo in giro anche da lontano, anzi ci prendiamo in giro anche da lontano.
È rimasto questo grande rapporto d'amore comunque con la Sicilia. Sì, sì, ho tanti amici, parenti, insomma, torno sempre con piacere, poi sono innamorato della mia terra. Com'è stato all'inizio? Facile o difficile affermarsi fuori? Ma a me è stato facile, insomma, anzi è stato più facile affermarmi fuori che in Sicilia. Questo è sicuro, guarda. In Questo è Sicilia era sempre una troppo tragedia. complicato. In Sicilia ogni volta che chiedevo un provino, una mano d'aiuto così, sembrava che eravamo a Sanremo. Andavi... Hai detto la grande verità. Invece quando sei lì, quando sei a un passo di Sanremo tutto è più semplice. Io non faccio i nomi, però andavi in dei teatri dove erano 4 scanazzate, come dice qua. Dice, mi piacerebbe fare il comico, ci vediamo, qualche volta ti coinvolgiamo, intanto ascolta quello che facciamo noi, Ecco, vedi, intanto. se poi capisci un po' fai tu. Invece sono andato al nord, ho detto voglio fare comico, prego, entra, ho detto. Senti, la nostra band ti ha dedicato qualcosa, io ti invito ad ascoltare con attenzione le parole della nostra Irene, ad apprezzare per quello che poi la musica dei nostri dopolavoro ferroviari, perché non sono musicisti nessuno Chi dei due, saremmo, però è non è- dedicata per te. Queste abbiamo per Giovanni Cacioppo, con la Small Orchestra. Ridere a crepapelle, nessuno più divertire mi fa. Lanzi battute, racconti e storielle, numero 1 di comicità. Quando da Gela arrivassi a Milano, tutti hai conquistato con la semplicità, fino a diventare di Zeli il sovrano, comico di straordinaria qualità. Fammi ridere Giovanni ti prego, fino a domattina mi divertirò, dove il notiziario ne ho un bisogno vero, certo io canale non cambierò. Oh oh Cacioppo, oh oh Cacioppo, oh oh Cacioppo, oh oh Cacioppo, oh oh. Fammi ridere Giovanni ti prego, fino a domattina mi divertirò, dopo il notiziario ne ho un bisogno vero, certo io canale non cambierò. Oh oh Cacioppo, oh oh Cacioppo, oh oh Cacioppo, oh oh Cacioppo, oh oh. Hai visto quanto sono bravi, Senti, ma per te vale la regola nella vita dei comici, comico sul palco, serio nella vita di tutti i giorni oppure no? No, io sono comico di più nella vita che sul palco. Perché sul palco devi controllarti di più, invece nella vita di tutti i giorni no, sei... spara minchiate, cioè, no. Come sta? Nella vita uno può fare? Può sparare minchiate a Che bella questa cosa! Allora, senti, la nostra è una terra di artisti, di grandi talenti, tu dicevi che qui tutto è più difficile e ti do assolutamente ragione. Cosa consigli ai giovani attori e ai giovani comici che davvero si stanno affacciando a questa professione, a questo mestiere e purtroppo per loro sono in Sicilia? Trovate un lavoro serio. Cioè, che detto in soldoni vuol dire... No, secondo me il percorso artistico è da intraprendere solo se si ha la cattiveria e le intenzioni giuste, perché se ti metti a scherzare è meglio lasciare perdere, perché è molto difficile, richiede molti sacrifici. È vero. E il successo e il risultato non è mai garantito. Quindi ci vuole professionalità, ci vuole testardaggine. Noi abbiamo un comico veramente scarso, ma come mago è così così. Ora te lo faccio vedere. Mago Peppe! Arrivo! Buonasera telecolorissimi! Io mi inchino, Già mi hanno messo il trono, sono onoratissimo di fare un gioco di magia. Posso fare questo gioco di magia? Marco, non ti avvicinare troppo, che l'ospite è importante, però mi raccomando. Assolutamente, mi tengo le distanze. Allora, facciamo un gioco con le carte. Lei mi dovrebbe prendere una carta e la dovrebbe fare vedere a tutti. Facciamo il classico gioco. Allora, mi dica La stop. solita cavolata dei maghi. Praticamente. Mi dica stop quando vuole. Stop. Qua dove il 6 di picche, prenda la carta, la Vedi guardi. dopo. No, deve prendere questa. Ha detto stop a questa, mi dica. Se la vuole cambiare, mi dia questa qua. Allora, facciamo così. Mi dica stop quando vuole. Stop. Qua, dopo il re di fiori, mi prende quella, la guardi, la memorizzi. Guarda, ha messo in difficoltà. Guardiamola, Giovanni, vediamo. Che ha voluto cambiare la Facciamo carta. vedere su quella telecamera. Eccola qui, l'abbiamo quel vista. monitor. Mago, non guardare i monitor. Allora, prendiamo
prendiamo questo K di quadri. No, ma come? Mago, non nominare le carte, Mago, e la produzione non te le compra. Tanto li paga la Ma produzione. perché devi strappare le carte? Tenga la parte del K, io prendo, Una parte di K gli è rimasta. le mettiamo qua Sì? e li mettiamo in questa pentola magica. Allora, dove voglio arrivare con questa pentola magica? Cioè, Allora, questa tutto mi sembra tranne che una pentola magica. mi ero preparato qua Sì. un grappino. così se non funziona il gioco ti fai un goccio. Ah! Ma è grappa veramente? Vuole assaggiare? Ma è acqua. Mago, è acqua, ma... Allora, non ci mandare io. prendiamo l'acqua, la mettiamo un po' qua. eh? Allora, prendiamo il bicchiere, non lo posso rompere a terra. Allora, dove voglio arrivare? Ecco, Dove no, voglio tutti ce lo stiamo chiedendo, Mago. arrivare? Allora, signor ospite, lei dove è nato? A Gela. A Gela. Meno male, che avevo preparato tutto. Allora, Soffi qua. Brrr, gela. Mago, sei cretino. Mago, sei cretino. Gela. Allora, cosa succede? Praticamente, ora qua combinerò un po' un macello, Sì, io glielo dico non si prima. preoccupi. Allora, giriamo il tutto. Effettivamente gela. Quando uno dice gela. Allora, se è gelata una carta, È vero. vuole prendere questa carta, per favore? No, ragazzi, io non ci posso credere. Allora, per vedere la veridicità del ci fatto posso che credere. quella è la stessa carta, ora che dobbiamo Facciamo fare? vedere in telecamera un attimo. Allora, io Non direi, ci posso credere. Cipatta. prendiamo, la squagliamo un attimino. Ma che squagliamo? Qua abbiamo i tempi televisivi. Mago, abbiamo i tempi televisivi. Che sguagliamo? Stiamo È due per giorni. vedere se... No, faccio in un altro modo. Allora, facciamo in un altro modo. Mamma, Mago, lei proprio i tempi televisivi zero. Col mamma. Ecco. Ok, Ci fatto siamo. prima. Ecco qua. Questa era la carta che aveva. Non ci posso credere, signori. Questo è un miracolo! Mago Peppe! Miracolo! Io... E neanche cambiato la carta! E ha anche cambiato la carta. Non fa. Io... Grazie. Fenomenale, Peppe! Arrivederci, Il grazie. nostro Mago Peppe! Mamma mia, che Fa un meraviglia! momento poi. Vedi che quelli bravi ci sono. Hai Senti, io adesso ci tengo a dare un appuntamento per tutti gli amici siciliani, per i tuoi fan, so che ce ne sono tantissimi. Il 13 di aprile sarete a Pace del Mela, all'auditorium. Dobbiamo All'auditorium, sì. ringraziare la Trump Spettacoli e chiunque volesse qualche notizia in più può proprio andare sul sito di Trump Spettacoli perché ci sarà questo grande evento 13 aprile. Ma questa immagine auditorium. che gira dietro cos'è? Il mio avatar? Non me lo faccio Devo dirti che forse l'avatar è meglio di quello vero, però no, non è vero assolutamente. Giovanni, grazie davvero per essere stato con noi.